Tra il IV ed il VI secolo, mentre l'impero romano d'Occidente sgretolava per le ingiurie barbariche, i mosaici del mondo pagano si convertivano alla gloria di Dio, conservando la loro luce vibrante. Pareti e pavimenti con Costantino, primo imperatore cristiano, vengono ricoperti da mosaici, assai prima della pittura e della scultura. Il passaggio di consegne dal gaudente mondo politeista alla nuova legge trasmessa dagli apostoli avviene attraverso queste piccole tessere. Roma, IV secolo, volta di Santa Costanza, i mosaici più antichi di Roma. Nel centro dell'anello, putti ignudi raccolgono grappoli in un cielo intrecciato da sinuosi racemi. Un tripudio di vita. Gli uccelli golosi di zucchero prediligono i chicchi più alti, certo più maturi. Nessuno li scaccia. La natura è stata generosa. Il carro, pieno, fatica ad essere trascinato dai buoi alla vasca di pigiatura, ove vigorosi giovinotti affondano fino al ginocchio ed il succo sgorga abbondante nelle anfore di terracotta. Santa Costanza assiste perplessa. Il vino non ha raggiunto il giusto simbolismo. Nell'abside di Santa Prudenza a Bisanzio, Cristo in trono indica la donna a destra e la Chiesa romana. L'altra rappresenta la Chiesa degli Ebrei, tra cui è posta Santa Prudenza. Il mosaico è del IV secolo ed è di un fascino profondo. Cristo, vestito d'oro, ha barba e capelli che distinguono i filosofi nelle sculture greco-romane. Sopra di lui una croce ingioiellata in un cielo straordinario attraversato da nubi striate di rosso, giallo, arancio. Sorprendente l'armonia degli edifici ed i riflessi del coronamento della grande aula aperta. I volti sono sorprendenti, in particolare quelli in prima fila a destra. L'uomo con la barba canuta ha le occhiaie. Il vicino manifesta sorpresa e dolce lo sguardo della donna che osserva l'espressione stravolta di chi le affianca. Il cartiglio avverte: il Signore è il custode della Chiesa di Prudenziana. Ed è con prudenza che l'iconografia si adegua ai nuovi canoni. Il grande ciclo narrativo di Santa Maria Maggiore coincide con la definitiva adesione di Sisto III al culto della Vergine, dopo la strenua opposizione di Atanasio, patriarca di Alessandria, all'uso dell'espressione Maria, Madre di Dio. Osserviamo come avviene questo delicato passaggio iconologico nel IV secolo per merito di Filippo Rusutti, Pietro Cavallini e Jacopo Torriti. Nella maternità Gesù è già ragazzo ed è già in trono. Maria è seduta a lato e la mano sul mento esprime una preoccupazione. Invero il figlio la indica timidamente ed a fargli testimonianza non è il bue e l'asinello, bensì gli arcangeli. Clamorosi i colori degli inservienti, guidati dal gesto del maggiordomo affiancato da una elegante matrona romana, vestita
con manti ben più preziosi di quelli di Maria. Sullo sfondo l'acropoli ateniese anziché Gerusalemme. Nessuna assunzione per Maria, che muore, anzi s'addormenta umanamente, secondo la tradizione bizantina. La sua animula è raccolta dal figlio, tuttavia l'aureola copre il cuscino. È un primo riconoscimento della santità di Maria, acquisita senza miracoli o martirio. I volti degli apostoli hanno una naturalezza che ritroveremo in pittura solo con Giotto. Nell'abside, Pietro Cavallini rappresenta la Natività così come sarà tramandata nei secoli. Angeli simili su sfondo oro li ritroveremo con Beato Angelico a San Marco a Firenze nel Rinascimento. Nell'abside della Basilica dei Santi Apostoli, Sant'Agnese è raffigurata frontalmente con le fiamme a lei innocue e la spada del martirio ai suoi piedi. Due pontefici l'affiancano. Quel che sorprende in questo mosaico tardivo di 2 secoli rispetto ai precedenti è l'assenza di ambientazione, uno spazio irreale, definito da cerchi blu, azzurro, che sfumano nell'oro e nel cielo stellato. Mentre i protettori sono atoni, Agnese conserva nel disegno minuzioso del volto una grazia esaltata dagli occhi grandi e le labbra a bocciolo. Del VI secolo è l'incredibile discesa dal cielo per l'ultimo avvento nell'abside di Cosma e Damiano. Le tessere, ancora minute, riflettono la luce. Le campiture, lembi policromi, arrivano a lambire il mare, oltre il quale sassi e rocce allungano l'ombra sull'erba. Ad accogliere Cristo con doni sono uomini simili a senatori e consoli romani. Cristo indossa i calzari e ricorda quelli di Santa Prudenzia. L'ascendere conico delle nubi, dal rosso fuoco all'arancio fino all'azzurro che si scioglie nel blu, crea un distacco tra Cristo e la scala astratta che svanisce nell'immensità. Il mosaico di Santa Cecilia in Trastevere del IX secolo può concludere la nostra escursione romana. Le tessere più larghe riducono la luminosità e l'unico gesto di sorprendente umanità è l'abbraccio di Cecilia al pontefice, la cui testa è incorniciata da un moderno riquadro azzurro. L'abilità dei mosaicisti della civiltà romana sono stati assorbiti dall'iconografia di Bisanzio. L'impero romano d'Occidente è frantumato, resiste quello d'Oriente. Tuttavia, prima di collassare, da Milano ormai indifendibile, la sede imperiale romana si trasferì a Ravenna, dove ci trasferiamo. Onorio vi arrivò nel 402 e nella metà del VI secolo la città divenne il più importante centro religioso e politico italiano. In tale epoca di splendore bizantino furono realizzate le decorazioni musive di San Vitale. Fu il vescovo Ecclesio ad iniziare la chiesa consacrata nel 547, presente l'arcivescovo Giustiniano ed il vescovo Massimiliano che completò l'opera. L'edificio è a pianta centrale, ottagonale, come la coeva Santa Sofia in Costantinopoli e la futura Cappella
Palatina in Aquisgrana. La tipologia architettonica è quella del Pantheon e sarà ripresa da Andrea Palladio nella Villa Capra detta Rotonda a Vicenza nel XVI secolo. Il ciclo iconologico è la salvezza dell'uomo attraverso il Vecchio ed il Nuovo Testamento. Essa fonde in modo irripetibile motivi orientali con quelli romani. Vediamo. L'imperatore d'Oriente Giustiniano al centro, con funzionari e soldati alla sua destra e sacerdoti a sinistra. L'imperatore, che regge una patena, non venne mai a Ravenna, ma inviò molti doni, ed il piatto eucaristico ne è un segno. Coperto da vesti preziose, ha un volto stereotipato. Solo 3 figure sono rese con raffinata stesura di microtessere, così da avere una espressività naturale. L'uno è l'arcivescovo Massimiliano con una grande croce gemmata. Alla destra dell'imperatore potrebbero essere rappresentati Belisario e Giuliano l'Argentario. Costui finanziò la costruzione con 26.200 solidi d'oro. Giustiniano fu il generale che conquistò Ravenna nel 540. I diaconi che attorniano l'arcivescovo hanno volti indecifrabili. Splendido, però, è lo scudo verde in tono con le armature dei soldati. Teodora, vestita di tunica, clamide e pettorale, ha una corona tempestata di madreperla. Un dettaglio sorprendente. Sull'orlo basso della clamide si intravedono i re magi e, come loro, l'imperatrice porta doni. Un chierico tiene sollevata la tenda per consentire al corteo, entrato dall'altra parte, di incontrare Giustiniano che li attende in uno spazio irreale. Osserviamo le figure. Sembrano essersi fermate nel loro incedere per consentire una foto di gruppo. Il loro è uno spazio reale, a cupola, forse la stanza di Teodora. La fontana zampillante è oggetto profano, certo non un'acqua manile. È il trionfo della Basilissa, che fu danzatrice e prostituta. La sua veste abbonda di ricami. Dietro di lei una nicchia a forma di conchiglia, simbolo romano di Venere e per i cristiani di immortalità. E la sua altezza eguaglia quella dello sposo. Nel catino absidale un Cristo monumentale tra 2 arcangeli porge la corona del martirio abitale. Seduto sul globo dell'universo, imberbe e giovane, Cristo premia vitale, vestito con tunica e clamide, con una corona aurea. Il santo, secondo un'antica consuetudine di rispetto, ha le mani coperte. Il simbolo della corona è lo stesso che i greci e poi i romani usavano per premiare i vincitori dei giochi. Ed una lotta tra il gallo e la tartaruga è tra i mosaici più antichi nella basilica di Santa Maria Assunta ad Aquileia. Il confronto è insolito. Il gallo, nella mitologia classica, era considerato sacro ad Asclepio, l'archetipo dei medici. Chi veniva guarito per intercessione del dio offriva un galletto in sacrificio.
La tartaruga invece era cara ad Afrodite ed è emblema della costanza. Famosa è la favola esopica della lepre distratta dalla sua superbia, sconfitta dalla tenace tartaruga. Un confronto tra l'ardimento e la caparbietà convertito in lotta tra la luce che il gallo annuncia e la tartaruga abitante delle tenebre marine. Il nodo di Salomone è simbolo di mistero. Quello gordiano, Alessandro lo sciolse con un colpo di spada, composto di 3 colori, oltre al nero di contorno, simbolizza il mistero della Trinità ed essendo racchiuso in un ottagono, ossia nel giorno ottavo, ossia quello che non c'è, simbolizza l'eternità. I pesci in tutto il Mediterraneo è alimento sacro, tranne il mostro che stritola Laocoonte. Il pesce è uno dei simboli di Cristo ed il mostro che vediamo, rappresentato, inghiotte provvisoriamente Giona, un mosaico romano con un Nettuno che ha come attributo un copricapo di aragoste ed Afrodite, sua pudica sposa, con collana e fascia copriseno. Stanno salvando da un mostro i pesci da loro protetti. Questa immagine di protezione del pesce troverà riscontro nell'iconologia cristiana. Un angelo corona chi più degli altri raccolse i frutti. La traslazione è già stata descritta. Il cervo, consacrato specie tra gli Ittiti al dio dei campi, compare spesso accanto all'albero della vita nelle decorazioni della ceramica greca. Nel Cantico dei Cantici, cui vi rimandiamo, i cerbiatti sono simbolo di gioventù e bellezza.